Ha messo in difficoltà il sistema di cura degli anziani l'uragano coronavirus. Il benessere degli ospiti è il primo problema e sulle strutture dove esistono dubbi si attendono i risultati delle indagini da parte delle procure dei carabinieri del NAS che nel Bassanese stanno interessando Villa Serena. La regione intanto sta per mettere in campo un'operazione da 21 milioni di euro da suddividere tra le 9 ULS venete come sostegno economico per le case di riposo e per le famiglie. Oggi c'è la riapertura, ma con le misure, con i 14 giorni di quarantena e quant'altro, va tutto molto a rilento. Quindi ci eravamo impegnati nel cercare di portare dei provvedimenti che facessero un po' bypassare questo anno. Due interventi, una copertura finanziaria che porti la RSA su valori di bilancio del 2019 con una misura che andrà a compensare in parte le perdite e a dare liquidità alle strutture e poi una nuova quota di accesso. Ci sono oggi due quote, la quota di primo e di secondo livello, 49,56 euro giornalieri, introduce la quota di accesso nuova a 30 euro e quindi aumenta le quote che ci sono e nel tempo stesso calmiera un attimo la quota alberghiera, ossia la quota che devono pagare le famiglie. Operazione sperimentale quest'ultima che la Giunta regionale vorrebbe rendere strutturale, un provvedimento che dovrebbe a breve vedere la luce. Deve passare in quinta commissione, la quinta commissione è già stata convocata per martedì della settimana prossima, quindi la settimana successiva poi viene chiuso in giunta.